buon pomeriggio a tutti. Un attimino solo. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Benvenuti a tutti. Come ieri siamo in live su TikTok, su Twitch, su YouTube e su Facebook. Ok, grazie per chi continua a seguirmi, grazie mille. E oggi dobbiamo fare la seconda parte dell'unboxing dei più di 160 vinili grande lotto acquistato dal mio amico Max DJ77. Ok, buongiorno e buon pomeriggio soprattutto, salve a tutti. Allora, sono le ore 16 e 16 minuti dell'8 ottobre 2024. Oggi è martedì 8 ottobre. Siamo in live e dobbiamo vedere l'altra parte dei vinili. Vi ho già raccontato che sono vinili che ho pagato molto poco, sono vinili molto usati, come abbiamo visto ieri, come chi ha seguito la scorsa volta, abbiamo visto che le copertine sono parecchio usurate, ma io ieri poi, finita la live, mi sono dedicato a pulire qualche vinile e poi alla fine si sentono anche abbastanza bene, devo dire la verità. Quindi i supporti stanno in condizione migliore rispetto alle copertine. Io, come sapete, sono molto affezionato anche alle copertine dei vinili, perché per me hanno una storia anche le stesse copertine di ogni singolo vinile. Io molte copertine le ricordo a memoria già da quando le usavo, e voi sapete, io facevo il DJ nella seconda metà degli anni 80 fino alla prima metà degli anni 90, e guarda caso la musica che contiene qui dentro per la maggior parte è tutta musica della prima metà degli anni 90. Ok, detto questo, io non mi soffermo di più in chiacchiere, giro un attimino. Allora, mi dovreste vedere bene, anzi mi siedo qua, mi dovreste vedere bene anche da, diciamo, sia da tutte le parti, insomma, perché col PC siamo in diretta sui social YouTube, Facebook e Twitch, mentre col cellulare siamo in live su TikTok. Ok, mi sembra che si veda tutto bene. Allora, come abbiamo fatto ieri, io direi spostiamo questo scatolone più in là, ok? E come abbiamo fatto ieri, tiriamo fuori un mazzetto di vinili e poi ce li andiamo a vedere. Ok? Allora, un mazzetto alla volta. Questi sono quelli che abbiamo già visto ieri, anzi, li spostiamo e li mettiamo qua, spostati dietro la scatola, così al posto di quelli ci mettiamo questi altri. Ok? Siamo pronti? 3, 2, 1. Allora, questo è Baby Records. Baby Records, tra l'altro, uno dei primi loghi della Baby Records, main man dei Bombers, e in questo caso vedete la copertina non corrisponde a quella del vinile dentro. Vi faccio vedere il loghetto Baby Records, vedete? Adesso vediamo se la telecamera del PC riesce a mettere a fuoco. Vediamo se allora, non riesco a rendermi conto se mi pare che da TikTok la videocamera specchiata sia corretta. No, vediamo un po', così è meglio. Ok, ho sistemato anche la videocamera su TikTok. Allora, questo per la Baby Records, Everybody Get Dancing dei Bombers. Everybody Get Dancing. Allora, facciamo così, io tolgo questa copertina che non è la sua, ce ne metto una generica. Ne prendiamo una generica nera, preferisco metterci una generica nera così. Ok, quindi questa per la Baby Records. La Baby Records, ci fermiamo un attimino a parlare della Baby Records, perché la Baby Records è stata un'etichetta, diciamo una casa di distribuzione, che ha distribuito una serie di compilation che tutti abbiamo nel cuore.
almeno tutti quelli che sono della mia età o che hanno vissuto in quegli anni. Praticamente mi riferisco ovviamente a Bimbo Mix, che erano delle compilation tra virgolette per bambini, dove dentro c'era anche qualche brano italo disco e poi delle mitiche mixage. Ok, mixage, altre compilation, le trovate tutte sul mio canale Mixcloud, quindi mixcloud.com/Renato De Vita. E lì ci sono anche tutte le cassette, le compilation, sia Bimbo Mix e sia le mixage. Ok, andiamo avanti. Questa invece è la copertina generica, però si riferisce questa volta la Flying Records al disco che c'è dentro. Vedete? Questo è un disco spettacolare, perché questo è DJPC Insomniac. Insomniac è un brano che ha avuto parecchio successo e ne sono state fatte parecchie versioni. Io tra l'altro l'originale, ma questa è un remix. Ok? Quindi questa è DJPC Insomniac, tra l'altro remix. Ok? E questa è la copertina, come avete visto. Qua c'è scritto Flying, si legge soltanto LY e la NG, però è l'etichetta, vedete, Flying Records, ok? E quindi in questo caso è una copertina generica, però corrisponde al vinile che contiene. Oh, andiamo sull'RMK, Remake Records, vedete? E andiamo a vedere se dentro c'è Santa Esmeralda, un altro bellissimo disco che si chiama Don't Let Me Be Misunderstood. Don't Let Me Be Misunderstood. Tra l'altro anche questo mi sembra che sia un remix. Vedete? Eh sì, corrisponde. E vedete che di qua il vinile ha, diciamo, l'etichetta è la stessa. RMK, che sarebbe per Remake Records. Ok? Please don't let me be misunderstood. Bellissimo anche questo brano, bello, questo mi mancava, devo dire la verità. Ma quasi tutti, cioè Tony Di Bart per esempio, io ce ne ho tantissimi. Why Did Ya? Io ce l'ho diverso, perché mi sa che io ho il remix e questo invece è l'originale. Why Did Ya di Tony Di Bart. E poi vedete include anche altri remix che sicuramente a me mancano. Vedete? Questa è la copertina di Tony Di Bart, che agli inizi degli anni 90 andava molto forte, quindi Tony Di Bart scritto qui sopra, su questo, diciamo, su questa striscia colorata. Tony Di Bart, Why Did Ya? Grandissimo Tony Di Bart. Saluto tutti quelli che si stanno connettendo. Ecco, clicchiamo un po' di saluta. Saluta un po' tutti quanti su TikTok, salutiamo tutti quelli connessi da TikTok. E quindi Tony Di Bart, Why Did Ya? Andiamo avanti. Oh, questo, allora, la copertina qui, diciamo, è disintegrata completamente. Vedremo se riuscirò con la mia pazienza a sistemarla. Tra l'altro qua c'è pure un inner sleeve in più, perché l'inner sleeve, ah no, sono due vinili, ecco perché. Cappella, vediamo qua che c'è, cappella. Allora sì, questo è You Got to Let the Music, You Get Music, Let the Music Move Your Feet. Eh sì, questi sono i due dischi, quindi questo usciva in doppio vinile, vedete? Ah no, aspettate, questa non c'ha il doppio buco, quindi conviene che non lascio la Media Records, diciamo, dalla parte dove si legge, ma conviene metterlo così. Vabbè, ve lo faccio vedere anche. Cappella, sempre su Media Records, questo già sta posizionato in modo corretto. Media Records, vedete? Media Records. E questi allora li rimettiamo qui dentro
e poi vedrò come sistemare questa copertina che è stata messa con lo scotch così. Mo vediamo, io tanto me la invento, vediamo se questo tra l'altro è quello originale. Distribuito e marche, sì, questa è la copertina originale, perché c'è scritto che è di Media Records, distribuita da Media Records, quindi magari anche se vedete generica, è una copertina generica, però magari vale la pena, certo non la riuscirò a far tornare nuova, questo no, però magari a farla tornare leggermente meglio, senz'altro sì. Allora, basta perderci un po' di tempo, non è che bisogna fare chissà che poi, anche perché sono, ripeto, sono tutte cose per collezione mia. Vedete, l'ho voluta pure mettere così, tra l'altro questa va messa così, ok, e si deve aprire di qua. Oh, questo è un brano a cui sono molto molto affezionato, DJH featuring Steffi, e questo è Move Your Love, Move Your Love, Move Your Love. Queste io me le ricordo ancora, tante le volte che le ho messe in discoteca, ce l'hai uguale con la copertina integra, beato te, io invece quella copertina, vedete, le copertine sono un po' messe male, anzi dalla telecamera sembrano messe meglio, ma stanno veramente messe male. Ma i vinili dentro no, i vinili dentro stanno messi bene, vedete? Tra l'altro io ho un'altra edizione pure di questa, c'ho un'altra edizione in cui c'è sempre il simbolo questo qui, però diciamo il disco dentro è diverso. Oh, guardiamo questo, chi è? Lo riconoscete? Chi è che si vestiva sempre elegante, impeccabile? Vi do una mano. Questo è il grande George Michael, Fast Love. Bellissimo questo è proprio, questo è un Maxi 45 molto molto bello. Ci sono due versioni da quello che vedo al lato A e una singola versione al lato B. Bellissimo, questo è George Michael e ve lo faccio rivedere perché vale veramente la pena. George Michael, qui che dice partecipa, ok. Salutiamo Willy Sorrentino, Willy che ci segue da Facebook, grazie di essere qui con noi. Oh, un altro che ha fatto tantissimi brani in quegli anni, nei primissimi anni 90, è proprio Stefano Secchi, featuring Talisa in questo caso. E questo è un disco molto 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 famoso, la copertina se la ricorderanno parecchi, A Brighter Day. Questa è una copertina, vedete, con gli occhi, insomma, è una copertina molto particolare. Se la vedi una volta, poi difficile che... Opla, mi stava cascando, però l'ho ripresa al volo, perché mi ha ceduto la mano sotto. Andiamo a vedere come sta il vinile è perfetto su Proprio Records, vedete? Proprio Records, va benissimo, questo il vinile sta proprio bene bene bene. Ok, c'hanno bisogno di una pulita ma niente di più. Questo era Stefano Secchi featuring Talisa, A Brighter Day, vedete? Scusate, mi voglio spostare una finestra in modo che così vedo meglio. Ok, andiamo avanti e non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. E qui ci sono un altro ancora gruppo che ha fatto diversi brani all'inizio degli anni 90, sono i 49ers featuring Anne-Marie Smith, Hanging on Love, no, On to Love, Hanging on to Love. Allora, in questo caso questa copertina andrà sicuramente ricostruita, visto che si vede sotto il vinile Media Records, vedete, Media Records, il vinile sta abbastanza bene,
ma questa copertina la devo per forza ricostruire, se no mi si rovina il disco. Ok? Quindi questa poi procederò a una ricostruzione, magari ci metto un qualcosa che lo coloro io di celeste, si vedrà lontano 1 chilometro, però mantengo questa copertina come tutta, tranne che qua, e ci metterò da dentro. C'è un bel lavoro da fare su questa copertina qui, però già il fatto che è attaccata di qua e di qua mi permette di aprirla, così ci lavoro bene, e poi la richiudo e la rincollo bene tramite, no, i laterali stanno bene, sia da qua che da qua, ok. Quindi se i laterali stanno bene, basta mettere un po' di colla qui bisognerà incollarla bene, qui andrà un rinforzo interno, però si mette, soprattutto se riesco ad aprirla per così, ci metto un bel rinforzo qui, la ricostruisco, la chiudo e poi metto la colla ai lati, e questa è molto semplice perché la copertina è tutta azzurra, una copertina generica, però si ricostruisce facile, si ricostruisce molto facile. Andiamo avanti. Ho un altro disco Media Records, sempre copertina generica, andiamo a vedere. Clubhouse, anche questa conosciutissima, sempre siamo nella prima metà degli anni 90, Clubhouse, time, take your time, questa me la ricordo benissimo. Clubhouse, bello bello, questa mi ricordo che andò a finire anche in DJ Parade tra le prime 20. Questa Clubhouse, take your time, bellissima. Stavo vedendo se c'è scritto l'anno, ma se è scritto troppo piccolo, purtroppo non ci vedo più bene, quindi allora un attimo solo che voglio vedere il sistema delle cose. Sì, va bene, apposite buste ce n'ho tantissime, capirai. Le apposite buste si comprano su Amazon, ce ne stanno, ce ne stanno. Ok, questa è sempre generica. Qui in rilievo, non so se la telecamera riesce a farlo vedere, no, vedete questo cerchio, qui dentro c'è scritto media, quindi è proprio, però la telecamera non lo rende, non lo posso far vedere, però qui c'è scritto media in rilievo, bianco su bianco, vabbè. Allora, mio capitano, Mr. Daddy, sigla della trasmissione televisiva Mio Capitano, Club Mix, vedete questo? Club Mix, Weasley Mix, Radio Mix, tutto mix, e questo è Mio Capitano. In questo caso la copertina sta messa molto molto bene, Digit International l'etichetta, e questo è Admiral Daddy, no, Mistral Daddy, Mio Capitano. Bello bello anche questo, ok, Mio Capitano, lato A, lato B. Andiamo avanti. Diana Ross, I Will Survive Mixes, vediamo un po', capirai, questo pure sembra doppio, e infatti. Allora, questa distribuita da Dance Factory, per chi se la ricorda, eccola qui l'etichetta Dance Factory, Diana Ross I Will Survive, però voglio vedere, allora pure questo le copertine stanno messe malissimo, però allora qua riesco a recuperarla, fatemi vedere, e di qua, allora di qua è più difficile, però sì ci si riesce, allora vediamo qua se Diana Ross I Will Survive EMI Mixes, e di qua quest'altro, eh sì, I Will Survive Diana Ross, però perché c'è scritto EMI là sopra? Beh sì, Dance Factory by EMI, vedete? EMI e Dance Factory, EMI e Dance Factory. C'è Will Survive, ce l'abbiamo in tutte le salse, tutti i remix possibili e immaginabili. Vedete, 2 remix al lato A, 2 remix al lato B, 2 remix al lato C e 2 remix al lato D. Quindi Diana Ross, I Will Survive Mixes. Bella, bello anche questo doppio
doppio vinile, doppio mix. Ho Elvio Moratto, questo ha remixato Elastic Band, Love is Life, Elastic Band, Love is Life su Flying Records, su Flying Records, come vedete sta anche sulla copertina, Flying Records. Moratto remix di Love is Life di Elastic Band. Ho un altro bel disco della Media Records, andiamo a vedere, The Professor, Rockin' Me, questo pure è dei primissimi anni 90, mi pare del 90 o al più tardi del 91. Allora questo lo giro, anche questa è una copertina che è bucata da un lato solo, così uno può leggere quello che c'è, e qui stavolta forse lo vedete già meglio, c'è in rilievo colore dorato, ma c'è scritto Media anche qua, la I sta qui, comunque non si vede benissimo, però si vede che c'è in rilievo qualcosa, con la telecamera non si può rendere, però dal vivo si vede benissimo. Tra l'altro forse se l'avvicino lo vedete che ci sono i simboli della Media Records, ok? Touch by Touch Remix, lo sai che non me lo ricordo, mi pare di sì, Touch by Touch Remix, Willy, mi pare che ce l'ho di Diana Ross, Touch by Touch Remix, mi sembra di sì. Allora, quindi questa copertina ovviamente originale sta scritto qui, però copertina generica. Già vi ho spiegato nelle altre mie live che le copertine, quelle diciamo con le immagini, con i disegni eccetera, venivano proposte in prima stampa, e poi tutte le stampe intermedie spesso venivano pubblicate per risparmiare sul costo della stampa della copertina, venivano proposte diciamo con le copertine generiche di quella casa che distribuiva il disco, ok? Quindi ecco, per esempio anche questa Underground, questa c'è scritto remix, però vedete la copertina, questa al dentro è il vinile proprio, quello è. Mi sembrava che era rotto il vinile, invece il vinile è perfetto. Ok, andiamo a leggere cosa c'è. Uta Sainz, questo è entrato tra le prime 5 in DJ Parade. Uta Sainz, bellissimo, 33 giri, sta benissimo sto vinile, bello, questo mi mancava. Uta Sainz, ma questi sono ricordi che non se ne vanno più, guardate. Allora, Uta Sainz, tra l'altro questo è il remix, come dice qui, remix perché la copertina è la sua originale, vedete, poi quando uscivano i remix c'avevano già le copertine pronte per mettere i remix, e ovviamente c'era una particolarità in questo caso, vediamo se lo riesco a beccare, sì, eccolo qua, sul codice a barre, che dato che il bollino SIAE non lo potevano mettere sulla copertina generica, c'avevano il timbro SIAE, che non so se si vede, live limitata per alcuni tipi di pubblico. La live contiene temi che alcune persone potrebbero trovare sgradevoli. Ma come, sto a parlare dei vinili? Ed è stata limitata motivo divulgazione commerciale e marketing a pagamento. Ma io non li sto mica vendendo sti dischi, ragazzi, quindi io non li sto mica vendendo sti dischi. Io questi me li sto tenendo per me. Ma figurati, c'è sta gente che se vendete tutto su TikTok. Ma dai, live limitata, perché io sto a vendere niente sui miei, non vendo niente, non do niente a nessuno, ok? Pure ieri mi è comparso sta cosa, mannaggia la miseria, e de sto TikTok, ma guarda Teo, e limitami alla live, me ne frega, io sto su YouTube, su Facebook, su Twitch, andate là se vi piace. Guarda adesso TikTok del cavolo. Comunque questo è molto bello. Uta Sainz, bello. Questo dopo me lo sento subito. Me lo metto qua. Vabbè, questa
questa è difficile non averla per chi ha fatto il DJ come me. Se è la più bella del mondo, il remix by Fargetta, il grande DJ del DJ Time, della DJ Parade. Questa è la più bella del mondo di Ra. Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me, ed era tutta la vita che... Vabbè, questo è un bellissimo remix, questa già ce l'avevo un doppione, però la tengo. Così come un doppione è anche questa, ammazzo. Però questa ci stanno tutti i pezzi, questa la posso ricostruire tranquillamente. Questo c'è sta sto pezzo qui, guardate che se ne va, però si può ricostruire tranquillamente. Questo c'è il quadrato qui, rimane quadrato perché si va a incastrare perfettamente poi un domani che l'ho riparata con l'etichetta, vabbè, con il centrino, vedete? E quindi compare così, mentre questo è il centrino del vinile, l'hanno fatto quadrato questo centrino, spettacolare questa copertina. E questo è Digital Boy with Asia, The Mountain of King. Bellissimo questo brano, devo stare attento a non far staccare questa parte qui, e questa me la ricostruisco con calma. Ok, andiamo avanti, sempre underground. Un altro gruppo ancora che ebbe un grande successo all'inizio degli anni 90 furono i Two Unlimited. Questo è Get Ready for This. Questo è Get Ready for This, etichetta underground, come vedete anche scritto sul centrino del disco. Quello è il centrino del disco, vedete? Centrino del disco, underground. E questo è Two Unlimited, Get Ready for This. Bellissimo anche questo brano, bello bello. Qua mi sa che andiamo, se non ricordo male, un po' su... Mentre questo è techno, questo è un po' più techno, anche se l'etichetta è underground. Qui andiamo sullo stile di musica underground, con Alisa B, I'm in Love. Questo è I'm in Love. Vedete, tra l'altro devo vedere se corrisponde il bollino SIAE, ma penso di sì. I'm in Love di Alisa B. I'm in Love. Pure questo molto molto bello di brano, ed era underground come genere musicale. Qui andiamo un altro gruppo ancora. Come vedete, nei primi anni 90 ci furono tanti gruppi, tra cui pure i Cappella e gli Anticappella. In questo caso sono gli Anticappella con Everyday. Vedete? Anticappella, Everyday. Ok? Sempre etichetta underground, vedete? Anche se come tipo di musica non è underground. Comunque Everyday di Anticappella. Ok? Qui andiamo su Wall Music, quindi sempre copertina abbastanza generica, e qui c'è dentro Mimmo Mix featuring Valeri Etienne, All Your Love, questa è All Your Love, Mimmo Mix featuring Valerie Etienne, questa non me la ricordo assolutamente. Questo è del 91, c'è scritto abbastanza grande, Music for Your Ears, musica per le tue orecchie, Wall Records 1991, e questo è Mimmo Mix, All Your Love. Questa non me la ricordo, c'è qualcuno che mi scrive, vabbè. Sabrina Johnston, Peace in the Valley. Questo anche su una copertina generica, Peace in the Valley, Sabrina Johnston, Peace in the Valley. Questi poi bisognerà ascoltarli, e senz'altro li ascolteremo insieme, senz'altro. Me li ridai, che te ridossi? Cioè,
ci guadagnano solo i corrieri a spedire, te li riporto, semmai, non è un problema, te li riporto. Max DJ77, andatelo a seguire su TikTok che fa le battute sul rullo, se vi va andatelo a seguire. E lui fa le live con tutti questi vinili, io non... Oh, un'altra volta media, qua sempre non si legge, va bene. Oh, andiamo un po'. Oh, un altro di Clubhouse, Light My Fire, bella. Questo è Light My Fire, questo è del 90 proprio, Vediamo un po'. 1990, sì. Questo è Clubhouse, Light My Fire. Light My Fire, sempre su Media Records, copertina generica, ma ovviamente qua c'è scritto tutto, Media Records e tutto quanto, ok? E quindi la copertina è di questo vinile, però come abbiamo detto è generica, bella bella, anche questa bellissima. Oh, e qui c'è un promo mix. I promo mix contengono diversi brani, tra l'altro Energy Production SRL, questo cioè, fa capo pure a Media, S-Sense featuring Jenny B, Deep in the Night, vediamo un po' all'altro lato che c'è. Questi promo mix hanno un sacco di brani. Velvet, 12 inch Masters, Soul Train. Vabbè, questi bisogna vedere, bisogna sentirli. Non so neanche se la copertina sia la sua, infatti la mettiamo così, in modo che dopo mi verifico se la copertina è la sua e che cosa c'è dentro. Funk and Fix, Work That Body, Funk and Fix, Work That Body. Allora, tra l'altro qua c'è sta Inner Club Mix, 7 minuti e passa, e di qua un altro mix, sempre 7 minuti e passa. Questa mi sembra la sua, Media. Oddio, lo sai, questa mi sa che non è Media. Boh, questa le lascio insieme perché non lo so. Questa sicuramente non è Media Record, qua c'è scritto Media Record. Boh, questo pure è da vedere. Allora, prendiamone un altro pacchettino, va. Così ce ne vediamo qualcun altro. Quanto è durata la live? Ce l'abbiamo un altro po' di tempo, va. Se vi va, tanto siamo pochi. Siamo pochissimi in live. Nelle mie live sono poche persone. Dai, questo pacchettino e poi ci salutiamo. Allora, Funky Runners, Give Me Some, Speed Your House to Me. Vediamo se dentro c'è proprio quello. Funky Runners, sì. Lato B ovviamente non c'è niente. E questa è una classica copertina generica e il bollino si ha e sta qua. Vedete? Andiamo avanti. Corporation 3, Body Strong. Corporation of 3. Next. Corporation of 3. Questa mi comincia a venire in mente. Pure questa mi sembra che entrò nella DJ Parade, lo sai? Me la devo sentire perché non me lo ricordo. Comunque, questo è il lato dietro, Corporation of 3. Eccolo qua, Body Strong. Ok? Eccoci qua. Bellissima anche questa. Questa ha fatto proprio quando uscì tutti quanti la mettevano. Questo è Amadeus, tutti al mare, e che uscì dopo Saltellare, e io ce l'ho tutte e due, pure questa ce l'ho pure con la copertina. Questa vedete è tutta rovinata qua, ma si recupera pure qua, si recupera tranquillamente, però diciamo io ce l'ho pure con la copertina perfetta. Free Records Independent, free, vabbè, free. E questo è Amadeus. Guardate com'era Amadeus, ve la avvicino. Questo è Amadeus
tutti al mare. Tutti al mare. Ok, questo pure me lo voglio tenere da parte questo invece è Media Records, infatti questo è Media Records, e qua c'è un promo mix only for DJ, solo che beato chi ce legge, c'è pure Madonna. Ma è scritto troppo piccolo, che brutto avere 50 anni, ma io gli occhiali soprattutto in live non mi metto. Fa niente, questo è un promo mix only for DJ, questo è il lato A e questo è il lato B. Me lo lascio da parte così dopo me lo leggo quello che c'è. Questi promo mix a me piacevano tantissimo perché c'erano tanti brani diversi, diversi remix eccetera. Oh, JD I'm in Love, ha fatto pure Plastic Dreams JD, bellissimo pure questo. Questo è sempre, ha fatto underground lui, comunque ha fatto parecchia musica underground JD, che poi JD è DJ, però mettendo prima la J e poi il D. Quindi JD invece che DJ, My Love, e tra l'altro dovrebbe essere questa pure la copertina. Ok, e la mettiamo qua. Signal, sì, infatti vedete c'è scritto qui in verde Signal e Signal anche qui sopra, vedete? Signal, quindi la copertina è la sua originale. Quando uno compra i lotti, ovviamente, le copertine spesso possono anche non corrispondere. Promo mix, The Sample Bank, Need Your Loving, The Sample Bank Can't Stop, poi JFC, Meet Me in Paradise, Shaman Universal. Infatti questo promo mix ha dei brani al lato A e dei brani completamente diversi al lato B, vedete? Tra l'altro copertina super generica per questo promo mix. Ok, questa pure è bellissima come underground, Billy Ray Martin, Imitation of Love. Questa era underground, ma bella, veramente bella underground, proprio diciamo underground di alto livello, diciamo, bella, molto bella questo brano qua di Billy Ray Martin. Ok, abbiamo anche un disco di Ava and Stone, questi sempre siamo all'inizio degli anni 90, questo è Bye Baby di Ava and Stone. Ancora non avevano un logo Ava and Stone fatto bene, e quindi c'è questa scritta, diciamo senza troppe pretese. Tra l'altro qua vedete si è accartocciata la copertina, ma basta tirare qui e poi la sistemo, non è un problema, questa anche la sistemo io, assolutamente non è un problema. Quindi Bye Baby di Ava and Stone, ok? Ava and Stone, eccolo qui. Ok, Macho I'm a Man. Cazzarola, qui ce ne stanno due dei vinili, sì. Allora, questi non dovrebbero stare così. Ecco, qua Macho I'm a Man non ce n'è neanche uno. Allora, la grande storia del rock, Jack Bruce. Allora, questo è tutta un'altra cosa, tutto Sanremo 1982, disco 4, possibile. Questo è possibile. Allora, questo non c'entra niente lì dentro, questo neanche, perché allora questo come vedete è tutto Sanremo, c'è scritto sul centrino, quindi non c'entra niente con quella copertina. Quest'altra invece è la grande storia del rock, Jack Bruce, The Tast, quindi pure questo non c'entra niente. La copertina la mettiamo con un'altra cosa che non c'entra niente, la mettiamo da parte.
poi lì ci rimettiamo altre cose. Allora, e qua abbiamo Turn It Up, Pros, Turn It Up, Proce. Questa è forte perché è fatta come se fosse un puzzle, vedete che ci mancano dei pezzi qua. È fatta tutta come se fosse un puzzle. Ovviamente varie versioni. Bella, bella anche questo. Vediamo un po' se dentro c'è quello che ci deve essere. Tra l'altro lo mettiamo bene dentro. Sì, turn it up. C'è. Lo mettiamo dentro la bustina. Inner sleeve e poi l'inner sleeve andiamo a mettere correttamente nella custodia di cartone. Turn it up, proce, love is everything. Vedete? Love is everything. Vedi i toni di Bart. Sì, anche questo bello. E poi chiudiamo con Tony di Bart, Do It. Questa non dico che è la più famosa di Tony di Bart, ma poco ci manca. Bellissima questo brano di Tony di Bart, ha fatto la storia comunque, vedi? E infatti UK number one hit, ok? È stata prima in Inghilterra. Tony di Bart, Do It. Bellissimo, questo è proprio bello questo disco, veramente bello. Salutiamo un po' di gente che si è connessa qui da TikTok, grazie di essere qui con me. Tony di Bart, Do It. Ok, io direi che pure per oggi può bastare e così facciamo un altro. Guarda, voglio aprire quest'altro che è Media Records, un altri tre, va, altri tre, vai. Allora, quindi andiamo prima con questo che ho detto della Media Records. Andiamo a vedere questo che cos'è. Clubhouse featuring Carl, You and I, questo pure successone dei primissimi anni 90. Io spero che tu ce l'hai questi, Max, perché questo è stato un successone degli anni 90. Sempre distribuito da Media Records, Clubhouse featuring Carl, You and I. Bellissimo questo. Poi Best Company, Don't You Forget About Me. Don't You Forget About Me. Questi sono special remixes. Vediamo se c'è. Best Company, Don't You Forget About Me. Guarda se mi devo comprare delle altre inner sleeve, perché io alcuni di questi mix che non hanno l'inner sleeve gliela voglio mettere. Comunque la copertina si è solo scollata in questo caso. Vedete che ci sono anche i laterali e io ho messo il vinile dentro i laterali, perché poi basterà mettere un po' di colla qui, la colla anche per la carta, figuriamoci, non è che ci serve chissà che colla. Quasi quasi ci metto la coccoina, solo che la coccoina dopo un po' di anni cede e quindi non va bene. Comunque, oh, MiG-27 come i MiG-29, MiG-29, MiG-27, MiG-27. Questo Pirate Records, MiG-29 me lo ricordo, MiG-29, ma MiG-27 non me lo ricordo che brano era. MiG-27, ora me lo sento proprio appena finita la live, mi devo sentire un bel po' di dischi, via. 45 minuti, direi che ci possiamo anche fermare qui per oggi, Io quindi vi ringrazio di aver visto, ci abbiamo ancora parecchi vinili da vedere, Diciamo ne abbiamo fatti quasi quante ieri, potremmo farne altri 2 o 3, ma sì, così arriviamo più o meno all'altezza dell'altra pila che c'ho lì, vedete, questa è l'altra pila e mancano proprio 2 o 3, facciamoli, dai.
ecco, questi qua. Ok, andiamo a vedere su Next Records, Corporation of Tree, The Beer, no, sì, The Beer, intro, ce ne stanno diverse qua, Corporation of Tree, pubblicato su Next Records, e qua c'era The Beer, intro, vabbè. E questa è la classica copertina Next Record generica, Next Records, che qui dietro ci sono altre informazioni, davanti no. Ok, quindi qui si riconosce che questo è il dorso della copertina proprio dal fatto che qui dietro ci sono altre informazioni. Sempre sulla casa di distribuzione. Oh, Do It Yourself Only for DJ, Rebecca Dream, Absalom 666 e Dante. Questi sono quei dischi che uscivano Only for DJ, Do It Yourself è la casa di distribuzione, e quindi dentro tutti i brani erano distribuiti da Do It Yourself, ok? Che faceva uscire queste, chiamiamole così, compilation molto più comode dei DJ, che invece andare a comprare singolarmente i vinili che costavano tra le 8.000 e le 12-15.000 lire l'uno, così uno magari costava 10.000 lire questo, e c'avevi però 4 brani, 2 al lato A, 2 al lato B, tutti diversi tra loro, di diversi autori, però sempre distribuiti dall'etichetta Do It Yourself, mi raccomando, sempre distribuiti da Do It Yourself, e quindi conveniva qualche volta comprare, diciamo, queste copie. Tra l'altro alcune venivano proprio distribuite gratuitamente, in questo caso non c'è diciamo, il bollino o la serigrafia con scritto copia gratuita, vietata la vendita, solo per il noleggio, e quindi sono delle copie only for DJ. Poi ci sono queste qua, promo copy, che invece venivano date sia ai negozi di dischi, alle radio, alle discoteche, per far conoscere gli autori. E io pure qua non ce leggo più niente, ammazza, oh. Porca miseria. Lo so, gli occhiali ce l'ho, però. Pollon, come Pollon? Boh. Candy Station, Love on Love. 7 minuti, Love on Love. Non so, pure questa me la devo andare a sentire. Ve la faccio vedere se mette a fuoco la telecamera, magari. E poi c'è questa dall'altro lato, ma la telecamera si rifiuta di mettere a fuoco quella sopra. Vabbè, ok, anche questo lo mettiamo così. E questa è un'altra promo copy, l'ultimo che vediamo per oggi. Francis, Infinite Love, Aurora Latina, la musica, Boys and Us, poi No Line, vabbè. Questa è sempre una promo copy, tra l'altro non è X Energy, è Digit International, quindi ho un'altra copertina X Energy Records, lo leviamo, questo lo preferisco metterlo qui, lo mettiamo qui e via. Promo copy, ed è diventato quasi nuovo. Ok, allora stavolta ci salutiamo per davvero, dai. Oh, le due pile sono quasi uguali, quindi va bene. E poi vediamo domani e dopodomani, altre due live mancano, dai. Giovedì sicuramente, se la faccio la mattina, perché il pomeriggio ho da fare con mia figlia. Domani non lo so se farò la live di mattina o di pomeriggio. Vediamo di concludere in 4 giorni, così vediamo tutti questi vinili che ho comprato, che ho trovato dentro questo stock di vinili. Ok? Allora io ringrazio come sempre Max DJ77 per avermi inviato questi vinili. Lui li aveva trovati ad un prezzo abbastanza vantaggioso, diciamo così. Ci siamo messi d'accordo, quindi
diciamo non sono costati per niente tanto e valsa la pena prenderli, perché la maggior parte mi mancano proprio perché io all'epoca mi trovavo a dover scegliere, non c'erano tanti soldi, i vinili purtroppo costavano parecchi soldini, uno quando andava a scegliere ne potevi scegliere, diciamo, ogni settimana 4-5, quando andava bene, che si lavorava parecchio, poi la sera sia del sabato, il venerdì e la domenica magari ne sceglievi una decina, però sempre quelle 100, 115, 120, 130, 150 mila lire se ne andavano al cinema ogni settimana, quindi diciamo che era una spesa abbastanza sostenuta, quindi ti trovavi a dover, ciao Mirko, a dover scegliere in mezzo a tutta questa musica che usciva, perché ricordiamoci che tra gli anni 80 e gli anni 90 sono stati gli anni per il vinile dove usciva più roba di tutti, perché oltre a uscire tutti gli LP che si trovavano dentro tutti i negozi di dischi, poi c'erano i negozi di dischi, diciamo prettamente per DJ, che invece avevano tutti questi che abbiamo visto, che sono tutti dischi mix, ok? Quindi oltre agli LP uscivano pure i dischi mix e quindi ci fu il boom del vinile negli anni 80 e negli anni 90, soprattutto poi negli anni 90. E quindi diciamo che cominciava a diventare problematico fare una scelta di scegliere un brano piuttosto che un altro, che ne so, poi usciva il remix, uno dice vabbè non prendo il remix perché è uscito quell'altro brano che è già famoso, semplice, senza remix, e magari optavi per quell'altro e il remix lo lasciavi stare là. E così uno può completare la propria collezione anche con le varie versioni remix che si trovano in giro. Grazie a tutti di essere stati con me, vi invito a visitare il mio sito www.classe74.it, da lì potrete andare tranquillamente poi sugli altri siti che sono www.starwarsstore.it, a chi piacciono i Lego www.legolando.it, se vogliamo rimanere in ambiente vinilico musicale c'è il mondo del vinile.it, andate a vedere il mondo del vinile.it. Ultimo ma non meno importante è renijstore.it, scritto Reni RNY JAY store.it, e lì troverete tutto quello che riguarda la musica, quindi casse attive e passive, giradischi attivi passivi, amplificatori, mixer, console divise tra stand alone e console che richiedono il PC. Diciamo ci sono pure i mobili per gli impianti di intrattenimento dove mettere, che ne so, le varie PlayStation, Xbox, un amplificatore 5.1, quello che vi pare. Ci sono anche i mobiletti, cuffie, microfoni, tutto quello che serve per fare le live, tutte le schede audio anche per i telefonini, insomma c'è un po' di tutto. Andate a visitare renijstore.it. Ovviamente tutto quello che trovate lì è in vendita su Amazon, quindi io non ho niente, non vendo niente, non ho partita IVA, quindi non vendo nulla. Tutto quello che trovate lì lo comprate voi stessi su Amazon con il vostro account Amazon, partendo da quei link che io vi do. Ok? Detto questo, vi ringrazio nuovamente di essere stati con me. Per chi è collegato da Twitch, YouTube e Facebook vedrà una piccola sigla finale, per chi è collegato da TikTok no, quindi abbiate pazienza, ma su TikTok ancora non sono attrezzato con le sigle. Vedremo di attrezzarci con le sigle anche su TikTok, ok? Detto questo vi ringrazio, sono le ore 17:09 minuti di questo martedì 8 ottobre 2024. Grazie a tutti di essere stati qui con me, grazie, alla prossima live, un saluto da Reni J, ciao a tutti!